Ha lasciato il mondo terreno esattamente da 620 anni, ma la fama del personaggio e del suo mitico canzoniere è rimasta immutata nei secoli, soprattutto ad Arquà. Francesco Petrarca e il dolce Stil Novo prendono vita ogni giorno nel medievale borgo dei Colli Euganei, che ancora adesso vive principalmente nel nome del suo poeta prediletto. In questo oratorio il grande poeta si appartava per pregare proprio a pochi passi dalla residenza datagli in dono dai munifici signori di Padova, i Carraresi. Qui tra queste mura, che risalgono addirittura al 1180, Francesco Petrarca scrisse il trionfo della morte e la preghiera alla Vergine. Qui tra queste dolci colline si fermò definitivamente nel 1370, quando erano già 6 anni che vi trascorreva l'estate, passando invece i mesi freddi, ma troppo caotici, a Padova. Diceva che Padova a quell'epoca era una città troppo rumorosa, che si sentiva un po' stipato tra cari e polvere. E invece qui? Qui, secondo lui, aveva trovato la pace che cercava, ma anche questo posto le assomigliava un po' alla sua Toscana, alla patria dove era nato. Petrarca, oltre a questa casa, aveva comprato dei rappezzamenti di terra e qualcos'altro, che lui, alla sua morte, lascia in beneficenza queste proprietà, o meglio, questi soldi, ai novelli sposi, a quello che per primo metteva nome al primo figlio Francesco. Ogni anno 60.000 turisti vengono ad ammirare la residenza petrarchesca, passando da una stanza all'altra e osservando i begli affreschi cinquecenteschi, opera di Ignoto, che ripropongono l'effigie del poeta e riproducono scene tratte dalle sue composizioni, dal canzoniere in vita di Laura al trionfo d'amore. In altre stanze invece il ritratto di Cleopatra con 2 aspidi che le si attorcigliano alle braccia e il canzoniere in morte dell'amata Laura. Ma Petrarca era anche un abile arrampicatore e si ricorda negli affreschi un monte in terra provenzale che scalò insieme a Gherardo, il fratello monaco. Da alcuni anni è allestito lungo tutto il percorso del museo un itinerario fotografico che ripropone le tappe salienti della vita del cantore dell'amore. Al primo piano anche una curiosità. Imbalsamato in un'apposita nicchia, il leggendario gatto del poeta viene ricordato nelle sue gesta antiratti da un'epigrafe composta addirittura dal celebre e spiritoso Tassoni. Il 19 luglio 1374, all'età di 70 anni, Francesco Petrarca muore per una improvvisa paralisi e viene sepolto nella chiesa di Santa Maria Assunta, nel cui sagrato, poco tempo dopo, viene traslato all'interno del sarcofago che ancora oggi vediamo. Arquà Petrarca, che trae il suo nome proprio dall'arco di colli che le fanno corona, è il borgo medievale più caratteristico della nostra provincia. Qui tutto è rimasto com'era: le case, le vie, la piazza del paese, dove vivono appena 1700 abitanti. Qui ha sede l'ente parco Colli Euganei, che si affaccia proprio davanti alla chiesa di Santa Maria. Qui si possono ammirare particolarissime costruzioni. Un esempio è questa villa dai 3 archi perfettamente restaurata, che risale al 1400 e che mantiene nel giardino in bella da mulino. Arquà Petrarca, il gioiello dei Colli Euganei, è tradizione, storia, arte, e le sue antiche vie, baciate da un clima particolarmente favorevole, rimangono impresse indelebilmente nella memoria dei turisti che la ricordano e la studiano da tutto il mondo.